Incontro con i sindaci del territorio nel Palazzo Comunale di Sora per discutere della eventuale riapertura del Tribunale. Dall'acceso dibattito è venuta fuori la proposta del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, Giuseppe Di Mascio, che ha indicato la costituzione di un comitato tecnico-scientifico che proponga la riapertura meritata della sezione distaccata di Sora. Dare quindi mandato al sindaco De Donatis di istituire il comitato, di cui farebbero parte i rappresentanti delle amministrazioni locali. Il ripristino della sede del Tribunale può essere una realtà sulla base di impegni presi nel contratto di governo da parte dell'attuale governo. Siamo certi che da questa sera partirà la formazione anche di un comitato che possa recepire quella che è una volontà unanime del territorio di ritornare ad avere a Sora la sede del Tribunale. È un percorso difficile, la presenza di avvocati, del Presidente, di tanti amministratori, anche di cittadini, del Consigliere regionale è importante, perché questo significa che è sicuramente un argomento importante che può riguardare veramente il territorio. Non parlo di Sora, ma parlo di tutto il nostro territorio. Siamo partiti con il piede giusto, è stata una riunione che ha gettato le basi per iniziare una battaglia seria, cioè una battaglia non fatta di rivendicazioni campanilistiche ma basata su esigenze vere del territorio. Quindi la proposta dell'Ordine Forense di Cassino è stata quella appunto di costituire un comitato che faccia un'analisi di marketing territoriale, che individui le difficoltà di collegamento tra Sora e i comuni del Sorano e Cassino e quindi dia a disposizione della politica del materiale sul quale poi rivendicare nelle sedi opportune la riapertura della sezione distaccata di Sora. In risposta gli avvocati hanno chiesto al consigliere Marcelli, presente all'incontro, di fare da portavoce davanti agli organi governativi in modo da avere quanto prima una risposta celere sulla eventuale possibilità che si possa ottenere la riapertura di una sede sul territorio. La richiesta sarebbe comunque supportata da forti e veri disagi che i protagonisti della vicenda vivono ogni giorno, dai cattivi collegamenti viari e ferroviari con la città martire alla scarsa qualità del servizio fino all'aumento dei costi. Battaglia non facile, però l'importante è riuscire a riconquistare a Sora una sede di tribunale che sia degna del territorio, perché la sezione distaccata che è stata soppressa è stata per il territorio è stata una grossa perdita. Speriamo comunque che le istanze che questa sera sono emerse dalla riunione siano portate per il tramite dell'onorevole Marcelli all'attenzione del Ministro della Giustizia, affinché capisca soprattutto che il territorio non ha bisogno di uffici di prossimità, ma ha bisogno di una giustizia di prossimità, quindi di uffici dove si possano svolgere giudizi e il contenzioso. La questione è dunque tutta aperta, gli avvocati non vogliono illudersi e confermano la loro idea che gli uffici di prossimità siano inutili quanto deleteri. Ci vuole impegno e serietà, altrimenti ben venga il potenziamento del giudice di pace che porterebbe alla costituzione della vecchia pretura. A chiudere l'incontro il consigliere Marcelli e il padrone di casa Roberto De Donatis, il quale ha concluso: sono ben felice che l'argomento abbia portato ad un acceso dibattito, perché ciò vuol dire che quella del Tribunale è una tematica sentita dal territorio e auspico ad avere nuovi sviluppi già nei giorni successivi alle festività natalizie. Quello che traggo positivo da questa giornata è vedere l'attenzione di tutti i sindaci concordi nell'andare in quella strada unica che può dare risultati importanti per un territorio che è stato sempre bistrattato da anni a questa parte. Mi incoraggia e mi fa sperare in un futuro più importante per il nostro territorio.